Si riprende a giocare con Chiellini in possesso di palla, con Leonardo Bonucci, entrambi partono. Italia-Inghilterra. La vera sofferenza a Treviso, come nel resto d'Italia, inizia con i supplementari. In una città che sembra tornata ai tempi del lockdown, strade vuote e televisori accesi sulla partita. Tutti hanno seguito il consiglio di non guardare l'incontro in troppi. Chi proprio non ha resistito è uscito e comunque aveva gli occhi fissi sul display del telefonino o del tablet. Atmosfera sospesa che si legge nei pochi volti che incrociamo lungo la strada che porta al Portico Oscuro, dagli anni 70 e per decenni la tana del calcio trevigiano sostenuto da Alfonso Mansi. Qui a tifare Italia, oltre alla figlia e al genero gestori, pochissime persone. Non si arriva a 10, di cui 3 sono francesi che tifano Italia. Sotto le maglie vestite dai miti del calcio nazionale e su un altarino tricolore il televisore. E qui ogni tiro, ogni ribattuta è un sospiro, un'imprecazione, un commento immancabile all'arbitro. Gangaro, è finita! Riti scaramantici come non alzarsi mai dalla sedia o far partire il timer del telefonino ad ogni supplementare si sprecano, qui come in ogni altra parte di Treviso e della Marca e anche di tutta Italia. E si arriva ai rigori. 10 euro che lo paga la Donnarumma. Qui la sofferenza diventa profonda sui volti fino al tiro finale. Da qui in poi a Treviso lentamente si forma un fiume umano. Come le risorgive, soprattutto giovani, spuntano dappertutto per dirigersi prima in Piazza dei Signori per poi lungo il Calmaggiore raggiungere Piazza Duomo. È qui che scoppia letteralmente la festa per la vittoria. A delimitare l'entusiasmo le forze dell'ordine, sbeffeggiate da un coro che proprio non ci stava. Polizia municipale attenta che con il carosello delle auto non si passasse dalla festa alla tragedia. Giovani e giovanissimi a più ondate hanno colmato la piazza che verso l'1:30 del mattino cantava e soprattutto scoppiava ancora così. Al di là degli scoppi, anche ad alto potenziale, ai fumogeni, a ridosso della gente, quello che deve far pensare è l'incuranza nell'esaltazione del momento per le conseguenze da contagio. Troppo calcati e troppi senza mascherina rischiano di essere stati il detonatore di un nuovo dilagare dell'infezione. Del resto bastava tornare indietro per vedere la differenza. Sotto la torre civica, dove meno calcati si urlava meno, non c'era fumo o scoppi e in alternativa all'inno di Mameli si cantava quello di Domenico Modugno. Quel blu nel dipinto di blu sul quale anche Treviso per una notte ha iniziato a volare.